L'Istituto per la Storia e l'Archeologia della Magna Grecia ha in corso di elaborazione il progetto Taranto, la moneta antica e il mare. L'iniziativa è finalizzata alla promozione e valorizzazione in chiave turistica del bene culturale moneta, da sempre testimone diretto di avvenimenti di realtà politico-sociali, oltre che economiche, e chiave di lettura privilegiata della mentalità dei popoli, delle loro ideologie, della loro organizzazione politica elitaria o democratica. Si vuole ricostruire, attraverso la moneta antica, un tema chiave della nostra storia quale il rapporto con il mare, non guardando tanto il valore del singolo oggetto, quanto invece il contributo che l'insieme dei singoli oggetti, nella loro qualità e quantità, possono offrire per la ricostruzione dei contesti. In antico il mare non era un elemento di confine, ma di incontro e contatto che legava in una rete di rapporti quotidiani le genti che abitavano sulle sue rive. Lo studio a 360 gradi della moneta permette di ricostruire questo pezzo di storia. L'obiettivo sarà perseguito attraverso una mostra da realizzarsi in collaborazione con il Comune di Taranto, il Martà, la Sovrintendenza del Mare, alcuni musei locali e con il supporto di club service del territorio, con il coordinamento del Lions Club Puglia dei Patrimoni e dei Cittadini. Leggere una moneta permette di essere catapultati in una porzione di storia tutta da scoprire. Ogni moneta lancia molteplici messaggi. Interpretandoli conosciamo non solo la storia della moneta, ma allo stesso tempo della società di cui è espressione. Ma come si legge una moneta? Essa è composta dal tipo, ovvero l'immagine principale che vi è impressa, l'iscrizione o leggenda che indica il centro o l'autorità che ne ha curato l'emissione, ed eventuali immagini secondarie o simboli che arricchiscono l'immagine principale e distinguono un'emissione da un'altra. Sullo stretto di Messina si affacciavano le due colonie greche di Rhegion e Zancle Messana, due città essenzialmente portuali, situate in posizioni chiave per la navigazione in quel pericoloso braccio di mare. Il nome di Zancle deriva dal termine indigeno Zanklon, che significa falce. Proprio per questa ragione, l'elemento a forma di falce che compare sulle monete più antiche di Zancle, accompagnato all'interno dalla figura di un delfino, è stato interpretato proprio come la raffigurazione del porto della città. Le città fenicie come Sidone, Tiro e Biblo, particolarmente dedite alla navigazione, usarono spesso la nave come tipo monetale. Ma veniamo alla Magna Grecia. L'Occidente mediterraneo fu conosciuto dai Greci, frequentato e infine colonizzato giungendovi dal mare. Le colonie greche vissero e prosperarono sul mare, così che sulle monete di queste città frequenti erano le allusioni all'ambiente marino, come nel caso di Cuma, la più antica delle colonie greche d'Occidente, sulle cui monete compaiono il mitilo e il chicco di grano, allusivi alle attività di mitilicoltura e cerealicola che rappresentavano la ricchezza del suo territorio. O Poseidonia, sorta al margine costiero della fertile piana del fiume Sele, che mostra sulle proprie monete Poseidone, il dio del mare, nell'atto di brandire il tridente. O ancora Crotone, l'odierna Crotone, fondata dagli Achei sulla costa ionica dell'attuale Calabria, sulle cui monete compaiono a volte tipi marini mutuati da altre città con le quali erano intrattenuti rapporti commerciali. È il caso del polpo, tipico delle missioni di Siracusa. E infine Taras, porto naturale di grande importanza. Era ovvio che la tipologia monetale della città si ispirasse a motivi marini. Il tipo principale fu il giovane sul delfino, che caratterizzò l'intera storia della monetazione tarantina. Ma chi era il giovane sul delfino rappresentato sulle monete tarantine? Secondo Aristotele si tratta dell'eroe Taras, che aveva dato il nome alla città, figlio di Poseidone e della ninfa Satiria. Secondo Pausania, invece, si tratterebbe di Falanto, il fondatore della città, che secondo la tradizione sarebbe stato salvato proprio da un delfino. Ma restiamo nella nostra Puglia e parliamo ora della moneta nella Messapia. Le città indigene della Puglia meridionale emisero moneta a partire dal V secolo a.C.
Tra di esse sono state riconosciute le zecche di Balesium, Valesio oppure Alezio, Brundisium, l'odierna Brindisi, Graxa, forse Murotenente, Neretum, oggi Nardò, Orra, l'odierna Oria, e Euzentum, oggi Ugento. Il richiamo al mare viene evocato nelle monete anche attraverso la raffigurazione di divinità, ninfe ed eroi. Tra gli dei un posto d'onore naturalmente lo occupa Poseidone, il dio del mare e delle acque in genere, la cui prima rappresentazione monetale risale alla fine del VI secolo ed è presente sulle monete di Poseidonia, città che prende il nome proprio da questo dio. Anche una moneta di Taras in oro presenta Poseidone, qui seduto sul trono e davanti a lui il figlioletto Taras, simbolo dell'aiuto richiesto da Taranto alla madrepatria Sparta per contrastare le popolazioni indigene. Accanto agli dei, frequenti erano le raffigurazioni delle ninfe, che spesso, secondo alcune leggende, danno origine alle città, attribuendo loro il proprio nome. È, ad esempio, il caso di Terina, fondazione Crotoniate, nel territorio dell'odierna Lamezia Terme, in Calabria. Sulla sua moneta è raffigurata proprio la ninfa Terina. Nelle città costiere era frequente l'adozione di animali marini come tipi monetali. Eccone alcuni esempi: il delfino di Taras e Baletium, la conchiglia di Sturnium, l'ippocampo di Taras, la foca di Focea in Asia Minore, la tartaruga di Egina o il polpo di Siracusa. E infine vi presentiamo un tipo molto comune sulle monete antiche, quello della prua di una nave. Esso celebra la giusta rotta dei governi che emettono queste monete, un significato simbolico ancora più accentuato dalla presenza di una figura divina sulla prua. È il caso di una moneta di Cipro, con una Nike che si erge sulla prua di una nave, o di questa bellissima moneta macedone. La prua della nave la troviamo però anche su alcune monete pugliesi. Si tratta delle monete di Barium, l'odierna Bari, che alla fine del III secolo a.C. imitano le famose serie romane e alludono all'attività commerciale legata al mare di questa città